È andata meglio del previsto la stagione estiva sul litorale veneto, iniziata a rallentatore col peso dell'incognita Covid a maggio e giugno, dove però i fine settimana registravano già affluenze altissime, ha raggiunto a luglio e agosto livelli addirittura superiori al pre-pandemia. Complessivamente, contando anche la prima parte di settembre, la percentuale di occupazione delle strutture ricettive della costa veneta nell'estate 2021 si attesta al 73%. Ad agosto il picco, con un trionfale 91% che supera di 5 punti il dato 2019, praticamente tutto esaurito. Indubbiamente abbiamo avuto una percentuale interessante di ritorno anche del mercato estero quest'anno rispetto al 2020. Il 2021 ha visto tornare sulla costa veneta, in particolare anche sul lago, gli austriaci ed i tedeschi, che era un mercato assente nel corso della stagione 2020, e questo è un segnale estremamente positivo. Tra l'altro si è sommato ovviamente alla percentuale di clienti italiani. Sul fronte anticontagio le località balneari venete partivano forti dall'esperienza messa in pratica l'estate scorsa. Un sistema che ha comunque dovuto risolvere nuovi problemi, tutt'altro che facili, come quando da Berlino è arrivato l'obbligo di tampone negativo per le migliaia di turisti tedeschi che dovevano rimpatriare. Probabilmente anche un settore nostro è un territorio che comunque insomma, riesce sempre a essere attrattivo e che forse ha affrontato questa pandemia, questo periodo difficile, garantendo sicurezza e la possibilità di fare vacanze in serenità. E già l'anno scorso l'abbiamo dimostrato, infatti quest'anno quando si era iniziato a discutere delle riaperture per l'estate e si paventavano misure ulteriormente restrittive, balzelli, orpelli, insomma eravamo preoccupati di questo sapendo di aver garantito l'anno prima insomma, condizioni ideali per poter fare vacanza. Se oltre ai turisti italiani la costa ha potuto contare sulla tradizionale e massiccia presenza mitteleuropea, della stessa fortuna non ha potuto godere una destinazione forte come Venezia, che lavora parecchio anche grazie al turismo intercontinentale e per quello probabilmente si dovrà aspettare ancora.